Bentrovati e intanto grazie per averci scelto ancora una volta. E come al solito ogni puntata di questo Focus, nonostante poi si chiami Focus Attualità, è chiaro che l'attualità va chiaramente ricompresa all'interno di quelli che poi sono i viaggi che ciascuno di noi può fare in maniera diversa. E proprio per ricollegarmi agli ospiti e al numero di oggi di Focus, io parlo di un viaggio che è accaduto alla fine degli anni 80, primi anni 90. Ero fortunatamente più giovane di ora, fortunatamente per allora, e per motivi di lavoro arrivai in Capital Federal, a Buenos Aires in Argentina. E siccome tra le abitudini, e so che le persone che stanno con me sono dei viaggiatori per un motivo o per un altro, il viaggio è il viaggio inteso nell'anima, nei sensi, il viaggio è un viaggio anche nella conoscenza e le persone che ci accompagneranno questa sera sanno cosa vuol dire viaggiare, sanno cosa poter ricavare come arricchimento dal viaggiare. Un tassista di notte a Buenos Aires mi indicò la Casa Rosada passando, era alla mia destra, mi ricordo, guardando dal finestrino, e fermò, rallentò la corsa del taxi per dire che era un monumento nazionale importante della Casa Nodà, perché era un palazzo che aveva più di 100 anni. Io riflettevo nello stesso identico momento che avevo già un nonno che si avvicinava a quell'età e questo nonno poi tra altre cose mi raccontava tra i vari viaggi che lui aveva fatto, anche lui era ricchissimo di queste esperienze, all'interno della Calabria stessa diceva che i calabresi non conoscono la Calabria e mi ricordo che i suoi viaggi erano verso Cirò per scoprire dei sapori importanti, legati soprattutto a una delle caratteristiche fondamentali di quel pezzo di territorio, di quel pezzo di mondo che non a caso sta dentro questa nostra regione, una regione ricchissima, peraltro poi trascurata da tanti fenomeni socio e politici, ma che comunque rispetta delle punte di avanguardia a livello internazionale, pur nella trascuratezza di molte delle istituzioni. Questo viaggio di cui vogliamo narrarvi oggi è il viaggio di una famiglia, 100 anni di scommesse vinte, ancora tante altre da vincere, una famiglia importante, e attraverso soprattutto gli occhi e le espressioni facciali di una persona che è un grande ascoltatore e i grandi ascoltatori poi diventano anche dei grandi protagonisti. È rimasto l'animo del professore ad una persona che si è laureata in matematica, che poi però ha deciso di ridestarsi da quella posizione e investire la sua vita, le sue sapienze, il suo saper ascoltare tra i filari dei vigneti. Questa storia oggi è protagonista Nicodemo Librandi da una parte. Buonasera Nicodemo. Ciao, ciao, buonasera. Buonasera a tutti. E dall'altra facciamo una cosa che mi piace molto perché diventa molto televisiva, un libro che diventa protagonista, che è edito da Rubettino, di un giornalista importante, un giornalista che ha vissuto diverse fasi della vita, per poi dedicarsi, non solo ovviamente, perché continua a essere corrispondente di importanti testate internazionali, collabora come autore a diversi programmi anche televisivi, ma scrive delle storie importanti di Calabria, valorizzando, secondo me, quelli che poi sono gli asset sul quale probabilmente la nostra politica, la nostra regione, le nostre istituzioni dovrebbero dedicarsi, che è quella dedicata alla filiera agroalimentare, ai beni culturali, alla cultura, perché di cultura, quando si parla di terre in Calabria, si può tranquillamente a testa alta parlare. Buonasera Gianfranco. Buonasera. Buonasera. Nicodemo, visto che, partiamo da te, visto che sei protagonista, consapevole da una parte, ma poi quando sei protagonista di un libro è anche un po' inconsapevole, perché probabilmente per quanto ti sei parlato con Gianfranco prima della stampa definitiva del libro, raccontaci tu i 100 anni di Librandi, riassumili in uno dei tuoi pensieri, perché comunque la matematica ti aiuta anche a fare delle riflessioni importanti, almeno questo a mio modesto avviso è la sensazione che ho avuto ogni volta che ho potuto parlare con te. Io ti dico sinceramente, guarda, mentre tu mi fai la domanda, lo dico io, è una riflessione che non ho mai fatto, se vogliamo, perché è stata talmente veloce la nostra crescita, la nostra storia, che non si è avuto nemmeno il tempo di dire, ma perché hai fatto questo? Ma perché
non lo so, la riflessione per quello che tu mi stai dicendo. Una cosa invece che mi ha fatto molto bene, molto senso, quanto hai detto tu. Noi altri calabresi non conosciamo la Calabria. E forse questa mia conoscenza che ho per la Calabria che mi ha spinto a fare quello che ho fatto. Perché non parlando soltanto della Calabria dal punto di vista fisico, la conoscenza fisica della Calabria, ma nei miei viaggi, perché quando ho cominciato a lavorare io non c'erano rappresentanti, quindi conosco fisicamente bene tutta la Calabria, e poi comincio a scoprire i nostri tesori, l'archeologia, la cultura, la storia, le bellezze, la varietà ambientale e così via. Dice, ma scusa un attimo, abbiamo tutte queste cose, li voglio scoprire. E là quindi diciamo così, è una storia che cominciata tanti anni fa con i miei nonni, con mio padre, ma soprattutto con me e mio fratello, ed è stato talmente incalzante l'evolversi degli eventi che, diciamo così, la riflessione dice, ma come le puoi descrivere? No, però sulle citazioni di Gianfranco, sulle cose. Allora è uscito fuori questo libro, che è uscito fuori soprattutto perché mio fratello ci teneva tanto. È venuto a mancare lui, ho voluto far realizzare questo sogno a cui lui teneva tanto. Senti, ma 4 generazioni di Librandi, no? Quindi arrivano dai nonni, ritornano i nomi, il cognome rimane uguale, poi la famiglia si allarga. Ci sono delle riflessioni, cosa ti ha restituito? Perché tu hai una riflessione, al di là dell'espressione, hai anche i tempi di riflessione tipici di chi poi riesce a farsi restituire delle cose dalla terra, no? Dai vigneti, dalle piante che tu, devo dire, anche a vantaggio dei nostri telespettatori, gelosamente custodisci, perché sei maniacalmente ogni mattina sul posto di lavoro, devi guardare, controllare, verificare. Questa è una delle pratiche e delle prassi che fosse consolidata per tutti quanti noi, avremmo probabilmente anche dei risvolti produttivi diversi. Cosa ti restituiscono le piante? Cioè te l'hanno dato questo pezzo di riflessione, questa capacità di sopportazione, ma anche di vedere oltre? Sicuramente sì, e il discorso cosa mi hanno dato le 4 generazioni, l'insegnamento di mio padre, anche la nostra origine, perché partendo dal basso, una famiglia di 6 figli, sono sempre stato molto vicino a mio padre nei suoi lavori di campagna. E la natura, ti dico, ti lega, tant'è vero che, come hai anticipato tu, io sono laureato in matematica, però la cultura contadina mi è rimasta nel sangue, in quanto io da ragazzino ho sempre seguito mio padre a vedere, diciamo così, la curiosità che ti dà, la stima, la spinta che ti dà nella... non lo so, di cercare di renderti conto come si evolve la pianta durante l'anno, la cura, la maniacale che si ha, il contadino vero, che dà alla pianta, l'evolversi, insomma, praticamente è una cosa che ti coinvolge tutto, e a me ha coinvolto tutto, tant'è vero che ho abbandonato il mio lavoro per seguire, diciamo così, gli insegnamenti, l'amore verso la terra, verso la cultura che ho recepito appunto, e stando sempre molto a contatto con mio padre e con gli operai, di cercare un pochettino, non sono mai uscito fuori dall'ambiente in cui sono nato e cresciuto. In realtà io penso che poi si impari molto avendo la capacità di ascoltare. È una cosa che per esempio io ancora ad un'età non più giovanissima provo ancora a fare. Gli incontri con persone come te però me la restituiscono, e penso che questo mix sia giusto tra il fatto di aver ascoltato tuo padre, di essere nato in una realtà importante come quella della terra, no? Delle coltivazioni, dell'amore quindi che devi nutrire se vuoi farlo questo mestiere, ma anche questa del professore secondo me ti ha aiutato, perché tu dall'ascolto passi a delle osservazioni che poi sono fondamentali. E a questo punto tiro in ballo Gianfranco Manfredi, ricordando la pubblicazione di questo libro importante che è edito da Rubettino, si chiama Storie di uomini, vigneti e vini, ovviamente il first title è Librandi, ed è una bellissima edizione, tra altre cose, librarie, che prosegue perché Gianfranco si è occupato con Rubettino di altre 2 operazioni importanti, una su Callipo, altra storica azienda calabrese, e soprattutto di fare
quella che è una cosa che mi ha molto affascinato di lui, l'ho seguito e a più riprese ho provato anche a condividere con lui dei messaggi rispetto ai suggerimenti che lui dava sui percorsi gastronomici della Calabria, sulla guida ai ristoranti che quindi lui stesso ha creato. Ed è un modo, dopo la politica, dopo l'agone politico, dopo gli impegni istituzionali, secondo me, una dimensione giornalistica di Gianfranco e di scrittore, quindi di autore, importante. A tal proposito, Gianfranco, cos'è che ti ha incuriosito? Vediamo se lo condividiamo, di Nicodemo, cioè del tuo incontro con lui e della curiosità che poi ha fatto sì che venisse fuori questa pubblicazione. Ma innanzitutto devo dire che Nicodemo Librandi lo conosco da tanti anni ormai, sono più di Chiaro. 30 anni, e è stata la persona che mi ha spalancato le porte della conoscenza del vigneto Calabria, innanzitutto del Cirò e del Cirotano, perché lui è legatissimo in maniera proprio viscerale al territorio, alla terra, come tu dicevi, ma direi che la sua cultura matematica, da professore di matematica, gli è servita molto ad essere poi sempre molto legato anche come dire, ai risultati aziendali, ai conti, ai numeri, nel senso che nel tandem fantastico che aveva creato col fratello Tonino, che è venuto a mancare nel 2012, sì, che è stato il fondatore dell'azienda Moderna, che lui ha affiancato negli anni 70, dedicandosi prima alla commercializzazione e poi proprio alla vendita, nel senso che è andato a rappresentare l'azienda fisicamente in tutti i paesi del mondo. Ecco, Nicodemo era la persona che, mentre Tonino era l'imprenditore distinto, d'azzardo, che affrontava le sfide con grande grinta, Nicodemo invece è sempre stato il ragionatore che, pur essendo dotato di carattere sanguigno pure lui, però ancorato ai numeri, alle cifre, alle previsioni, quindi con un metodo matematico nel senso migliore del termine. Ecco. Da questo punto di vista, l'idea di pensare che non è ancorata al passato, quando si parla di 100 anni di storia, solitamente si fa sempre... No, è un po' come quando si parla culturalmente della Calabria legandola all'idea di ciò che siamo stati, quindi alla culla della civiltà magno-greca, che solitamente poco serve per proiettarsi in un futuro che potrebbe essere denso e ricco di iniziative atte allo sviluppo. Ma in questo caso, tu parli di anni 70, Antonio e Nicodemo, sì, c'erano i vitigni, c'era la predisposizione anche di quel pezzo di terra importantissimo della Calabria che ho ancora, che è Cirò, ma c'è anche l'idea, l'intuizione poco calabra, di aprirsi, di cominciare a contaminarsi, di chiamare gli enologi, di capire in che direzione andare. Cioè, quello è, penso, l'idea rivoluzionaria che andrebbe trasmessa anche ai telespettatori, e tra di loro probabilmente ci sono tanti giovani. Sappiamo che sono settori fortemente fascinosi in questo momento tra tantissime persone che pensano di cambiare la loro vita, o no? Ma io vorrei aggiungere una cosa, che pur essendo un libro che racconta una storia, questo è un libro che non ha lo sguardo rivolto al passato, ma soprattutto lo sguardo rivolto al futuro, cioè è un libro che racconta la storia di un'azienda che però è di stampo antico, come si usa dire, ma è d'avanguardia, cioè ha superato un secolo di vita, come tu hai ricordato, però è attualissima. A Nicodemo gli è sembrato non, come si dice, un secolo breve, ma un secolo velocissimo, rapidissimo, perché lui l'ha vissuto intensamente, non dico un secolo, ma la vicenda secolare della sua azienda e della sua famiglia, ma è un'azienda che è proiettata negli scenari futuri, come è sempre stata, nel senso che mentre come tu ricordavi, purtroppo in molta imprenditoria calabrese c'è questa specie di nostalgia del passato, questo ingigantimento del passato classico, del passato magno-greco, eccetera. Nei Librandi questo c'è stato come consapevolezza, ma loro hanno sempre pensato che dovevano guardare, misurarsi con la realtà vera, non con la memoria antica, ma con le sfide che il futuro
e il mondo di oggi pongono a un imprenditore che vive in una realtà del profondo sud, in Italia, nel centro del Mediterraneo e in una zona che purtroppo non ha i vantaggi che hanno grandi zone vinicole come il Bordeaux, come la Borgogna, come la Toscana, come il Piemonte, ma che deve faticare e sudare tanto per farsi conoscere. Gianfranco, qual è stato il passaggio nella stesura del libro e nella sua composizione fino alla stampa, ovviamente, che è stato contestualmente più difficile da inquadrare, da focalizzare, ma anche quello che ti ha restituito più soddisfazione? C'è la parte in cui tu dici, no, rivedi anche il lavoro grosso che hai fatto. È chiaro che l'operazione è condivisa da te, da Nicodemo, ma se dovessi tu esprimere una soddisfazione in un pezzo del tuo lavoro. Ma guarda, Nicodemo ovviamente, lui e anche tanti suoi collaboratori sono stati, come dire, i miei Virgili in questo viaggio, mi hanno guidato in questo viaggio e mi hanno indirizzato e mi hanno raccontato anche aspetti che io presuntuosamente da giornalista pensavo, non avevo trascurato, non avevo valutato opportunamente, come l'applicazione straordinaria che l'azienda Librandi ha fatto di quello che si chiama oggi l'agricoltura di precisione, in questo caso la vitivinicoltura di precisione. Era un aspetto che io forse con superficialità non avevo valutato nella sua invece pienezza e nella sua ricchezza. Come diceva prima Nicodemo, lui torna nei vigneti e, come tu sottolineavi, ama la vite, la pianta, anche grazie all'approccio scientifico nuovo che tutto questo ha, cioè non c'è un approccio antico, c'è la valorizzazione con tecniche moderne di una tradizione antica. Ecco, questa è la parte più bella, secondo me, della storia di questa azienda, che poi è anche, come dire, pioniera e avanguardia di una realtà vitivinicola che in Calabria sta crescendo moltissimo, con tanti protagonisti anche nuovi, giovani, ragazzi, piccole aziende, fazzoletti di terra, di vigneto che diventano casi nazionali, come è successo anche di recente per una giovane imprenditrice della zona di Bianco, in provincia di Reggio. Cioè, e quindi questa è una storia che è una storia non solo di impresa, ma è anche una storia di valori, di visione, di saper fare. Se vuoi anche di riscatto sociale, perché se mi permetti torno un attimo a Nicodemo. Era il 1958, se non sbaglio, quando Librandi riceve 50.000 lire, una cosa del genere, no? Questo ovviamente letto, come premio dal Ministero allora per l'Agricoltura e Foreste, piccola azienda agricola. Nicodemo, in tutti questi anni, no? Dal 56 ore, ne avrai viste di tutte e di più, ovviamente. E il rapporto con la politica è sempre un rapporto per chi fa impresa al sud abbastanza strano. Entriamo un attimo in questi meandri senza approfondire nemmeno tanto, ma quanto poi realmente le politiche di sviluppo passano dall'attenzione verso quelli che sono i fenomeni importanti, come per esempio quello di una cantina che ha avuto un progresso, come tu stesso definisci, rapido. Forse questi 100 anni sono passati troppo velocemente. Guarda Fabio, tu prima hai parlato, no? Professore. Io, sempre un luogo comune, dice, quando uno fa, dice professore, no, io sono sempre stato alunno. Allora, per fare impresa nel sud, come in tutte le parti del mondo, ci vuole organizzazione, conoscenza e poi metodo. L'organizzazione, quando sono entrato in azienda, l'abbiamo fatto subito. Con mio fratello ci siamo da subito divisi i compiti. Io produzione e commercializzazione, mio fratello seguiva l'amministrazione. Quindi già un primo punto fermo. Secondo, io non ho saputo ascoltare, io sono sempre stato alunno nel vero senso della parola, perché ho avuto tanti professori a cui ho dato ascolto e ho cercato, nel limite delle mie capacità, di prendere il meglio. Abbiamo cominciato con mio padre, che mi ha dato appunto l'amore sviscerato per la terra, ma soprattutto perché il senso del sacrificio, perché una famiglia dei 6 figli con pochi ettari di terreno, perché se hai guardato il libro, papà è con un fitto di piccolo terreno, quindi fatte di sacrifici, però
anche con una capacità imprenditoriale, perché man mano che riusciva col suo lavoro, il sacrificio, a comprare terre e così via. Poi ho avuto mio fratello che aveva incominciato la commercializzazione, ma soprattutto poi io calabrese, generalmente il calabrese è visto come una persona che invece in tutti i campi, il calabrese fuori la Calabria, è emerso. E il mio altro insegnante importante è stato Marco Trimani, l'Enoteca Trimani di Roma, dove io passavo giornate intere per assaggiare i vini, per domandare. Lui è stato un maestro, mi ha introdotto un pochettino nel nuovo metodo della viticoltura. Per cui quando sono rientrato in azienda, tu hai detto, mio fratello era il tecnico di cantina, ho detto Tonino, se tu vuoi che io vada a piazzare il vino sui mercati, ho bisogno di un enologo, di fama, di fame. E abbiamo Garofano. Garofano era un tecnico molto importante del centro-sud, lui era del Pugliese, e quello mi ha introdotto nel mondo del vino. Quindi ho messo il tecnico in cantina. Poi andando in giro, soprattutto fuori confine regionale, oltre che le cantine italiane più importanti, dagli Antinori, Friscobaldi e così via, le Langhe le conosco tutte, vedevo come si muoveva questa. Allora ho cercato le mie conoscenze contadine, unite un pochettino ai consulenti che avevano queste aziende. E poi sono andato avanti. Coscienza, con Attilio Scienza, il professore di viticoltura, il professor Fregone e così via. Tutti questi signori, il CNR di Torino, Lanati, di questi mi hanno dato tutto qualcosa e cercavo di recepire e applicare nella mia azienda quelle che, e nello stesso tempo la commercializzazione, venire a contatto col mondo esterno, vedere quelle che facevano gli altri. Questo è un senso che ci ha ispirato. Perciò dici, tante volte dici, è stato veloce il discorso. Sì, perché in ogni campo noi non abbiamo limitato soltanto nella produzione o nella commercializzazione, ma anche nella ricerca, molto importante. La Calabria non aveva nessun trattato scientifico sulla viticoltura nostra e noi l'abbiamo fatto, girando tutta la Calabria, tutte le parti vinicole più importanti della Calabria, prendendo, questo anche in compagnia di Scienze, il professore Scienze di Milano, prendendo tutte le varietà che noi non conoscevamo e metterla, quindi lo studio dal punto di vista scientifico. Poi Gianfranco parlava della viticoltura sostenibile, tutta quella di precisione, tutte queste cose nuove che faceva. Queste me l'hanno dato, tutti questi tecnici con cui io sono venuto a contatto e l'ho portato in azienda. Tutto quindi queste conoscenze, diciamo così, di scienziati del mondo del vino, la conoscenza del mercato esterno, di come si muovono le aziende importanti. Non voglio interromperti, sai che non mi permetterei mai perché mi piace ascoltarti, però tu hai glissato una domanda, allora voglio dire, entriamo nel merito, ma giusto un attimo. Queste conoscenze e questo tipo di attività svolto da te e da tuo fratello proprio atto a trasformare e far crescere l'ambizione di un'azienda, di un'impresa agricola in Calabria. Le tue conoscenze, tutto quello che tu hai fatto, qualcuno mi hai chiesto di metterlo a regime proprio per sviluppare, che ne so, un piano? Cioè, c'è stato un assessore in questi anni che ti ha dato retta, che è venuto a cercare, come tu hai fatto, rubando ad altri, facendo bottega con altri, come hai parlato del periodo romano e quant'altro? Qualcuno ti ha chiesto, ma secondo te come si fa? O secondo te cosa ci sarebbe bisogno? Allora, guarda Fabio, su questo ricominciamo un'altra cosa che siamo divisi i compiti con mio fratello, perché noi non abbiamo mai fatto politica attiva. Il sistema com'è attualmente, diciamo così, sotto gli occhi di tutti, perché per avere quello che ti tocca di diritto, perché c'è una legge, se non la segui dalla mattina alla sera non la realizzi. Quindi è là l'organizzazione familiare fra me e mio fratello. Allora io mi sono dedicato ugualmente interamente alla produzione e alla commercializzazione. Mio fratello alla realizzazione di quelle che avevamo. Perché? Papà, quando, diciamo così, avevo una cantina, una piccola cantina come ce n'avevano tante allora, a quei tempi a Cirò, coltivavano la vigna, facevano il vino e vendevano il vino sfuso. Ma papà aveva questa piccola cantina. Da questa piccola cantina del paese noi
usufruendo della cassa del mezzogiorno prima, perché il primo stabilimento, cioè il primo insediamento dove abbiamo attualmente la cantina è stato fatto nel 75, con la cassa del mezzogiorno, per avere i finanziamenti, pur se mio fratello stava dalla mattina alla sera dentro i vari funzionari. Per cui Devo interromperti un attimo perché purtroppo tu lo capirai, siamo una televisione privata e quindi siamo anche un'impresa, abbiamo un piccolissimo stacco pubblicitario, ma torniamo immediatamente e ripartiamo esattamente dallo stesso punto, per cui tieni per l'appunto sospeso il pensiero. A tra un po'. La seconda parte del Focus Attualità dedicato a una pubblicazione importante edita da Rubettino, curata da Gianfranco Manfredi, che si chiama Librandi, storia di uomini, vigneti e vini. E c'è anche un'introduzione importante di Cesare Pillono, ma su questo consulteremo tra un po' l'autore, che è Gianfranco Manfredi. Ma riprendiamo il discorso che avevamo sospeso prima della pubblicità con Nicodemo Librandi. Parlavamo della Cassa del Mezzogiorno, bisognava stare giorni e giorni lì. Perché noi abbiamo sempre investito nella commercializzazione, per cui andando avanti alla commercializzazione avevamo bisogno dello stabilimento adeguato per avere il prodotto. Quindi il primo stabilimento, noi dove siamo attualmente, il primo insediamento l'abbiamo avuto nel 75 con la Cassa del Mezzogiorno, e mio fratello, fra funzionari e queste, si è dedicato quasi esclusivamente a portare questo. Fatto il primo, siamo andati al secondo. In ogni caso, comunque, in tutto quest'iter che noi, perché dal 75 fino all'altro programma è stato fatto prima che mio fratello venisse a mancare nel 2010, l'abbiamo seguito prima con la Cassa del Mezzogiorno, poi con le regioni. Ogni 3 o 4 anni noi avevamo esigenza di ampliare lo stabilimento, e quindi abbiamo fatto più volte state di ampliamento dell'attuale cantina, perché la nostra non è una cantina che aveva mano. Noi, man mano che cresceva la commercializzazione, è cresciuta la cantina. Per cui mio fratello si è dedicato completamente a seguire queste pratiche, perché se non andava a Catanzaro, se non andava a Roma, se non sollecitava, non si realizzavano più. Quindi questo è un problema molto importante, dovuto a tutti quanti parliamo della burocrazia. Questo era dovuto, diciamo così, al discorso che è difficile da questo punto di vista seguire le pratiche, perché se non si sa, non ci si sta dietro dalla sera alla mattina, non si realizza. In ogni caso, noi l'abbiamo ottenuto, appunto perché mio fratello, senza avere mai nessuno intoppo, tutte nella legalità, e abbiamo i soldi, i finanziamenti che abbiamo avuto sono stati tutti investiti, e da 3 o 4 operai che aveva papà, mio fratello ha cominciato con operai, attualmente siamo riusciti ad avere quello che abbiamo avuto, sempre con grande onestà e realizzando quanto ci è stato da realizzare, seguendo sempre la legge e i finanziamenti. Nicodemo, quante persone lavorano tra stagionali e fissi stabilmente nell'azienda oggi? Noi abbiamo trasferito, anche se è un'azienda attualmente di cioè media, abbiamo trasferito in azienda il concetto della piccola azienda contadina, cioè stagionale ne abbiamo molto poco, in quanto accanto alla vigna noi abbiamo visto la grande richiesta che c'era degli oli, cioè noi lavoriamo, il 50% della nostra produzione va all'estero. La Calabria è la seconda regione che produce olio, molto spesso molti miei clienti mi chiedevano olio. Attualmente fortunatamente abbiamo degli oli di qualità, però qualche anno addietro per avere un olio buono calabrese si faceva fatica. Allora abbiamo fatto una sfida, sia perché il mercato ce lo chiedeva e quindi c'è la possibilità di portare olio sul mercato, e sia anche per il discorso della manodopera specializzata nel vigneto, cioè lo stagionale per noi esiste fino a un certo punto. Noi abbiamo un gruppo di contadini che finito la vendemmia passano a raccogliere l'olivo, finito la raccolta dell'olivo si passa alla potatura, cioè noi abbiamo la stagionalità in agricoltura, una filiera di produzione in continuità, ecco, diciamo. Per cui noi, diciamo così, come stagionale ne abbiamo poco. Noi fra azienda agricola e un'azienda agricola sono mediamente circa 80-90 persone, e poi c'è un'azienda nel campo, in cantina sono 25 persone fra autisti, impiegati. Badate bene che questi sono numeri importanti, pensando ad una realtà come la nostra, sapendo poi come è fragile l'economia della Calabria. Torniamo al libro.
nella parte della storia, Gianfranco, dei Librandi, c'è questa caparbietà. Arrivato a un certo punto dice, ma bisogna avere l'intuizione, è quella della valorizzazione, della scoperta, della riscoperta dei vitigni autoctoni, e su quello lavorare. Questo è un pezzo di storia, penso, importante, che tu racconti anche all'interno del libro, no? Che bisogna essere speciali, essendo normali, e quindi bisogna recuperare, allora sì, un ragionamento sulla storia, su quello che quei territori, da sempre evocati poi al vino e ai vigneti, dovevano restituire con una qualità che potesse garantire uno scarto. Raccontacelo tu. Ma io direi, innanzitutto partiamo da un concetto. Librandi è sempre stato, da quando ha cominciato la sua avventura nel mondo del vino, questa famiglia, un sinonimo di gusto del territorio. E, diciamo, dalla interpretazione dei vitigni storici del Cirò, quindi parlo del Gaglioppo innanzitutto e del Greco Bianco per quanto riguarda i vini bianchi, loro sono passati a scoprire quello che ancora questo territorio aveva dimenticato e che aveva in qualche modo smarrito nel corso dei secoli, quindi la riscoperta di vitigni antichi sia del territorio cirotano sia, come ha spiegato poco fa benissimo Nicodemo, della Calabria intera. Cioè loro sono diventati in qualche modo azienda sinonimo della Calabria e quindi sono diventati l'azienda che nel campo del vino rappresenta l'espressione più autentica del territorio e della Calabria, di una Calabria però in qualche modo ritrovata, che l'hanno cercata loro questa Calabria, che nel corso dei secoli si era smarrita nelle zone più impervie della regione, dove Nicodemo col professore Scienza e con una piccola equipe di coraggiosi pionieri è andata a riscoprire vitigni perduti, specie vinicole che erano state dimenticate in vecchie pergole in luoghi inaccessibili. E lui come dire, con una relazione di altissimo livello col mondo scientifico, parlo del professor Attilio Scienza, è riuscito a riscoprire questi vitigni e poi con Donato Lanati, che è il suo nuovo enologo ormai da oltre 20 anni, e che lo affianca, è riuscito a capire quali di questi vitigni meritavano di essere riscoperti e valorizzati per produrre vini nuovi che però si basano su un sapere antico e su una identità territoriale e anche un marcatore genetico della vite antico. Poi nel corso dei secoli, come succede, vengono privilegiate delle varietà sulla base di interessi economici, di produttività, di scarsa capacità di resistere a delle infezioni, a delle malattie della vita, eccetera. Oggi la scienza ci aiuta invece anche a poter valorizzare delle varietà, delle specie che necessariamente nel corso dei secoli erano state messe accantonate. Ma io vorrei sottolineare anche un'altra cosa, che Nicodemo, se tu guardi bene anche l'immagine che ci sta regalando oggi, con tanti libri dietro la sua scrivania, sì, è l'immagine, non è l'immagine solita dell'imprenditore calabrese, dell'imprenditore del sud. Pensate che, io l'ho scritto nel libro, piano piano questa azienda ha prodotto oltre 900 pagine di documentazione scientifica, di libri, di pubblicazioni scientifiche sulla vite e sul vino in Calabria. Credo che nessuna azienda, non solo in Calabria e nel Mezzogiorno, fra pochissime in Italia, possono vantare un lavoro scientifico di ricerca di questo tipo. Lo so perché mi è stato gentilmente fatto dono, quindi ancora... queste 900 pagine, Fabio, bisogna aggiungere anche le oltre 250 pagine del libro di cui io modestamente sono autore, cioè quindi siamo ben oltre le 1000 pagine di pubblicazioni che questa azienda ha prodotto. Ma questa è figlia della curiosità dei Librandi, nel senso che una delle più grandi fascinazioni che ho sempre avuto nei confronti di Nicodemo, l'ho detto in apertura, è la capacità di ascolto, ma soprattutto la sintesi nel poi articolare il discorso successivo e paradossalmente, appartenendo io a un mondo che è diviso, con ovviamente uno sbilanciamento nei favori dell'arte e del teatro, ma anche per quello che riguarda la comunicazione, devo dire che sono rimasto sempre ammaliato, avendo avuto la possibilità di interloquire con lui. Altra pagina importante, Gianfranco,
contenuta nel racconto è questa modernità, anche relativa al fatto che gli fu urlato contro, no? Quando si cominciò a parlare di Chardonnay, di altri vitigni internazionali. Anche lì c'è la modernità dei Librandi, Gianfranco, no? Sì, certo, il coraggio di guardare avanti. E tra Nonostante le l'altro, critiche feroci che furono fatte, sì, che sì, vengono sì, fuori. certo, erano tacciati di tradimento, avevano tradito le radici antiche del vero vino cirotano. In realtà poi oggi sono diventati i difensori più accaniti della tradizione vinicola cirotana, accanto alla quale naturalmente hanno sperimentato anche l'utilizzo di vitigni nuovi, moderni, e oltre che la riscoperta di quelli antichi. Ma quando parlavo di cultura e di valorizzazione del territorio, volevo anche dire una cosa, cioè che questi imprenditori non hanno pensato soltanto, giustamente, anche al vantaggio della loro impresa, ai conti che dovevano, ai bilanci che dovevano quadrare, ma hanno, quindi anche affrontando dei rischi, ma hanno anche affrontato con coraggio un dovere sociale, cioè quello di restituire in qualche modo al territorio e alla società il sapere che loro avevano accumulato prodotto per migliorare il loro lavoro e il loro prodotto. Queste pubblicazioni sono disponibili per tutti, quindi ci sono stati tanti imprenditori che dal loro esempio hanno intrapreso nel loro ambiente lo stesso percorso, cioè quello di ricercare e valorizzare le tradizioni antiche in chiave moderna, perché questa, come ti dicevo prima, è un'azienda che ha anche valori e responsabilità Su questo sociali. mi allaccio perché penso che l'altra considerazione importante da fare, avendo raggiunto oltre 2,5 milioni di bottiglie, 50% della produzione che viene poi spedita oltre i confini nazionali, c'era da coniugare ovviamente la qualità alla quantità. Spesso e volentieri sentiamo di imprese, di imprenditori che cercano invece poi, arrivato a un certo punto, di prendere una scelta che va più in direzione del mercato. Questo per quello che riguarda i Librandi è importante, al netto dell'introduzione di Pillon, ma quali sono stati i tuoi approcci da giornalista con chi poi Librandi lo ha scoperto, lo conosce? Perché chiaramente tu avrai, al netto di quello che è la conoscenza personale con i Librandi, la tua interlocuzione, le tue indagini restituiscono un'immagine di una cantina che riesce a distribuire, che ne so, vini anche in Alaska. Ma tu prima parlavi all'inizio dei viaggi, e i calabresi, alcuni per necessità, anche per interesse culturale e scientifico, comunque diciamo che molti calabresi sono dei grandi viaggiatori, perché insomma tu trovi calabresi in tutto il mondo e più viaggi nel mondo e più ne trovi. Io ne ho incontrato persino a Cuba, non solo nelle lande più desolate dell'Australia, ma anche in paesi dove non ti immagini che ci possano essere degli attrattori, diciamo, di emigrazione. E loro sono stati sempre dei calabresi curiosi, che non hanno pensato soltanto ad assecondare i gusti, ma ad anticiparli. Ecco, e anche oggi loro sono impegnati in un lavoro di avanguardia che guarda al futuro e che pensa a quelli che saranno i vini di domani, come assecondare per esempio le variazioni climatiche, i mutamenti del territorio, dell'ambiente, e quindi come preservare anche questo habitat particolare che il cirotano e le terre dove sono poste i loro vigneti hanno. Quindi c'è una caparbia, testarda volontà di affondare ancora di più le loro radici su questo territorio, per trarne però prodotti nuovi, moderni, che incontrano il gusto non solo di chi vive in Italia, ma anche di chi vive all'estero. Quindi sono anche un po' degli ambasciatori della Calabria. E direi che con questo stile si capisce perché questa azienda, in una terra che, diciamo, è molto ballerina anche da questo punto di vista, invece ha resistito tanto ed è proiettata verso scenari futuri. Cioè, quando si hanno questi valori e questo radicamento sul territorio e questo forte legame con la loro terra, le aziende calabresi riescono a superare anche un secolo di storia, altrimenti Difficilmente, ci sono cose in Calabria che durano veramente molto poco. Nicodemo,
Torniamo all'attualità. Stiamo attraversando un periodo terribile, che è quello ovviamente legato al Covid-19, alla pandemia, a un numero incredibile purtroppo di morti, a come poi sono cambiati gli stili di vita. Intanto, se ci sono state delle ripercussioni da un punto di vista aziendale, e quello è sicuro, se non altro per il fatto che una volta era possibile fare delle visite in azienda, che io, sperando che tutto possa essere e tornare alla normalità al più presto, auspico e invito tutti quanti a potersi prenotare. Intanto ci sono i portali, intanto c'è questa bella pubblicazione. Ma cosa è cambiato dallo scoppio della pandemia, Nicodemo? Sia dal tuo punto di vista personale, sia dal punto di vista delle ripercussioni aziendali. Allora, se mi permetti Fabio, prima di risponderti a questa domanda, no? Perché stiamo parlando del libro, allora se vuoi posso fare questa considerazione. Assolutamente sì, perché no? Allora, se uno pensi, dice, beh, Librandi ha fatto il libro sulla sua azienda, è come se, diciamo così, è un'autocelebrazione. Invece no, perché tutto il nostro lavoro è stato fatto, diciamo così, in funzione anche di una ricerca e di un augurio che crescesse tutta la viticoltura e l'enologia calabrese, perché la Calabria in questo, oramai come in tutti gli altri settori, la Calabria è sempre stata considerata la Cenerentola d'Italia per quanto riguarda il vino, ed è uno dei tanti paradossi calabresi che, pur essendo stati i primi a fare vino, siamo rimasti gli ultimi. Allora, in questo, quindi noi abbiamo fatto ricerche, abbiamo fatto le pubblicazioni per farli conoscere. Anche per quanto riguarda questo libro, più che una pubblicazione autocelebrativa, come dicevo, è anche educativa, cioè perché abbiamo fatto questo libro? Per fare vedere come cresce un'azienda partendo da piccola e quindi c'è anche un messaggio. Noi abbiamo fatto ricerca. Anzitutto perché il vino, partendo dalla considerazione che il vino non è un imperativo elementare, cioè attualmente il consumatore del vino non va a bere il vino perché appunto ne ha esigenze come era una volta, deve essere, uno se va al vino perché dietro il vino volete conoscere la storia, il paesaggio. Allora noi abbiamo investito su questo, sul vino, quindi partendo da questo concetto che noi dobbiamo promuovere il territorio, e l'impegno nostro del territorio qual è stato? Mettere a conoscenza le nostre ricerche, i nostri studi sulla ricerca. Il lavoro attualmente è così, il paesaggio, fare cultura, quindi fare conoscere il cultura, fare conoscere, diciamo così, le nostre peculiarità importanti. L'impegno che Librandi ha fatto per quanto riguarda il sociale, perché noi abbiamo creato, i nostri operai sono tutti tutelati secondo i contratti nazionali, non c'è un operaio che viene anche per una giornata agricola e dichiarato. Noi praticamente per quanto riguarda la sostenibilità, cioè siamo anche dal punto di vista economico, cioè noi facciamo impresa, però dobbiamo guadagnare in quanto dobbiamo pagare gli operai. Abbiamo creato un'associazione di viticoltori perché molti viticoltori abbandonavano le vigne in quanto non c'era reddito, e noi abbiamo costituito un'associazione che portano le uve nella nostra cantina e hanno un reddito superiore a quanto è il prezzo del mercato. Abbiamo creato l'associazione Ovite per far vedere. È un consorzio importante quello, quindi hai dimostrato una non calabresità anche lì. Per dimostrare che la Calabria in tutte le province si producono vini di qualità. Siamo messi con tutti i nostri impegni a capo del consorzio del Cirò per valorizzare, cioè tutti questi messaggi. Poi il discorso della diciamo così, anche per quanto riguarda la cultura, un centro culturale dove appunto cerchiamo di fare venire gente di fuori. Ci sono stato, quindi l'ho vissuto in prima persona quello, sì, posso testimoniarlo. E quindi questo è il messaggio che noi vogliamo dare, cioè non è autocelebrativa, ma potrebbe essere anche uno stimolo. Sì, ma su quello non avevamo dubbi, tant'è vero che io sto provando a raccontare proprio questa storia così dall'inizio, partendo da 100 anni fa. Ho attraversato anche queste pagine importanti raccontando anche un po' di te, che ovviamente dopo la scomparsa di tuo fratello sei rimasto il testimone. Diciamo che ormai siamo arrivati alla quarta generazione perché ci sono figli, nipoti, ed il messaggio è sempre uguale, con te che comunque stai sempre vicino a loro proprio per garantire questa continuità. Ma proprio per questo motivo, no, anche in questo caso la famiglia, l'idea dei Librandi ti ha aiutato, perché comunque è stato inevitabilmente un colpo anche per un'impresa come la tua, il Covid-19. Sì.
Oh, allora, per quanto riguarda cosa ci ha portato a noi? Noi eravamo arrivati prima della pandemia ad avere 8.000 visite in cantina. E ogni persona che viene là, soprattutto a vedere i vigneti, perché noi coltiviamo la vigna, non come il concetto di un'azienda, attualmente noi abbiamo 232 ettari di vigneto, non è che c'è un angolo di vigneto che è abbandonato, sono tutte coltivate come dovere. E chiunque viene là resta incantato dal paesaggio. C'è anche molto spesso, e questo mi rammarica, non è un motivo di orgoglio, dice anche questo, queste realtà esistono in Calabria. Purtroppo, perché le immagini negative che noi ci trasferiamo sono queste. Quindi praticamente noi eravamo arrivati a 8.000 visite in cantina, attualmente l'anno scorso non abbiamo avuto pochissimo, qualche cliente proprio. La fortuna nostra è che abbiamo una commercializzazione abbastanza differenziata, anche se non siamo nella grossa distribuzione, perché in Calabria siamo un po' dappertutto, in quanto la richiesta c'è, quindi anche se non vogliamo fornire alcuni locali, si forniscono tramite i grossisti. Però noi non siamo nella grossa distribuzione, tranne una piccola parentesi nell'Esselunga, però con 2 vini base. E allora, lavorando molto con la ristorazione, logicamente, dal punto di vista commerciale, non siamo rimasti proprio a terra, ma un decremento, diciamo così, nella vendita sicuramente c'è stato, e questo lo stiamo sopportando, appunto, cercando, diciamo così, di contenere i costi, avendo fatto anche un po' di ricorso alla cassa integrazione per quanto riguarda gli operai in cantina, però praticamente stiamo sopravvivendo. Logicamente, Conoscendoti non ti chiedo nemmeno se i ristori sono arrivati, vi hanno aiutato, l'istituzione politica regionale. noi non rientriamo in quella categoria, noi cioè l'unica cosa che abbiamo avuto, perché quelle che abbiamo realizzato l'abbiamo realizzato facendo ricorso a mutui e così via. Chiaro. Logicamente sui mutui sono stati, i contributi in agricoltura sono stati un pochettino limitati, questi qui l'abbiamo avuto logicamente, però dal punto di vista su fatturati, perché noi abbiamo avuto un calo dicevo, di 15%, però non entriamo in queste cose di ristoro. Noi i vantaggi che abbiamo avuto è appunto perché sono state sospese le rate di mutuo e nello stesso tempo dei contributi che sono stati un po' sospesi. Da questo punto di vista logicamente è stato un respiro, però altri ristori non abbiamo. Senti Gianfranco, invece, tornando al libro, perché dovete sapere che per quanto poi, intanto vi ringrazio perché è appassionante, quest'ora che abbiamo trascorso assieme, sembra no, ma è già trascorsa un'ora, quindi siamo quasi in chiusura. Quanto sarebbe bello invece pensare, il prima possibile, ma anche se dovesse dilatarsi un po' il tempo, che proprio quando parlava dell'impegno culturale Nicodemo, che questo libro che ribadisco, edito da Rubettino, Storia di uomini, vigneti e vini, Librandi, possa essere presentato nell'ambito, nel posto che gli spetta di diritto, no? Cioè di avere anche degli ospiti e di poterlo presentare anche postumamente rispetto invece poi alla data di uscita e di pubblicazione nel centro che proprio Nicodemo e la sua famiglia ha creato, perché penso che questo tentativo che noi stiamo facendo anche di farlo entrare nelle case dei calabresi non è un libro promozionale, ma è un libro che racconta una storia. E in queste pagine è importante rivivere il pezzo della storia di una saga, di una famiglia. Sembra un po' una roba alla Hemingway se poi andate a scavare, perché veramente ci sono delle fasi. In queste fasi, in queste pagine, guardiamo anche a ritroso per proiettarci nel futuro quello che è accaduto nella nostra nazione e nella nostra terra. Ti piacerebbe fare questa presentazione, Gianfranco? Lo chiedo a te perché secondo me è importante proprio restituire anche quella che è la vera figura dei Librandi e di Nicodemo. Ma certamente, io credo che sia un desiderio non solo mio, ma un desiderio anche di Nicodemo e di tutta la famiglia Librandi, dei suoi figli e dei suoi nipoti, perché la storia di questa azienda non può prescindere dalla storia del territorio in cui ha operato da quasi un secolo, da oltre un secolo anzi. Quindi il libro non può che essere presentato e diciamo in qualche modo legato strettamente a quella che è la realtà del suo territorio, perché quella di Librandi è una storia di lunga durata, però che ha sempre messo al centro le persone, il territorio e l'eccellenza, cioè un lavoro di qualità. E quindi è in qualche modo anche non solo la storia di un'azienda del vino, ma è anche la storia di una espressione nobile del sud
che piace, del Sud che funziona, del Sud che smentisce i luoghi comuni negativi che affliggono la Calabria soprattutto, ma anche tutto il Mezzogiorno. Gianfranco, non voglio interromperti, ma purtroppo il tempo è finito a nostra disposizione. Intanto grazie a Nicodemo Librandi. Ciao Nicodemo, spero di vederti prestissimo. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Grazie a Gianfranco Manfredi, vi ricordo che vi abbiamo portato in casa questa cartolina di positività, di lavoro, di grande impegno e quindi una pagina positiva della Calabria con questa pubblicazione sui Librandi di Rubettino curata da Gianfranco Manfredi. Alla prossima quindi, restate su TEN, questo è il canale dell'informazione.